Sistema moda, punta di diamante del Made in Italy. Un comparto che, nonostante il massiccio e a volte doloroso processo di ristrutturazione che lo ha interessato negli ultimi 20 anni, solo in Veneto conta 7.500 imprese e 35.000 addetti e che ora rischia un pesante ridimensionamento. Per questo le rappresentanze imprenditoriali e sindacali del settore chiedono un intervento deciso del governo. Buona parte del Made in Italy è identificato nel mondo con i prodotti del sistema moda, un comparto che ha visto sempre nella nostra regione protagonista, con migliaia di aziende, in prevalenza artigiane, che impiegano decine di migliaia di addetti. Sottoposto ad un duro processo di selezione nell'ultimo ventennio, tale settore è riuscito a mantenere una propria forza ed identità, grazie alla tenacia di aziende flessibili, innovative, che hanno saputo puntare all'eccellenza. Ed ora Stefano Stenta, presidente del sistema moda di Asso Artigiani. Oggi le aziende italiane del nostro sistema si presentano sicuramente più performanti di una volta, sia in termini di prodotto, di capacità di ricerca creativa e anche nella parte della filiera della distribuzione. Oggi siamo di fronte a una crisi che è una crisi mondiale di consumi, per cui le nostre aziende giustamente chiedono un minimo d'aiuto. Per la prima volta Confartigianato, Confindustria e le associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CNA in aggiunta si sono messi insieme, hanno costituito un tavolo centrale a Roma, hanno elaborato a dicembre del 2008 un documento unitario che è stato presentato al governo. A questo documento di fatto non è ancora arrivata una risposta effettiva, le richieste di fatto sono tre. Una sulla parte del credito, il sostegno alla liquidità da parte del sistema del bancario verso le aziende, e la seconda parte riguarda i costi delle aziende in merito soprattutto al costo della manodopera. Chiediamo un aiuto affinché le aziende in difficoltà non debbano chiudere ma possano in qualche maniera ridurre qualcuno dei loro costi, e dall'altra parte invece un sostegno, visto che siamo fortemente vocati all'export, un sostegno per tutte quelle aziende che hanno una funzione commerciale verso l'estero che va aiutata in questo momento.